storie su Radio Venezia Live Social. Bentornati qui su Radio Venezia, interviste e storie live social. Questa sera ai nostri microfoni ci sono Diego e Andrea Pugliese. Buonasera. Buonasera a te. Voi. Cari amici ascoltatori e voi che ci state seguendo dai social, Diego è socio operativo mentre Andrea è presidente dell'associazione Ghost Hunter Padova. Ma ragazzi, adesso non so io chi dei due prenderà coraggio nel dirmi un po' quando nasce l'associazione Ghost Hunter Padova. Allora parlo io a nome dell'associazione, essendo il presidente. Noi come Ghost Hunter Padova siamo operativi dal 2012, ma il grande passo di fare l'associazione è stato fatto a maggio del 2014, per cui 3 anni fa circa. E appunto siamo nati come associazione culturale e come tale siamo iscritti nel registro delle associazioni del comune di Cervarese, dove ha la sede legale, nella provincia di Padova e anche del comune di Padova stesso. E cosa fate all'interno dell'associazione Ghost Hunter? Quando la parola a Diego. Sì, noi praticamente ci definiscono cacciatori di fantasmi, fantasmi. In realtà noi ci definiamo indagatori del paranormale, che è un termine un po' più in linea con quello che è il nostro modus operandi e scopo anche dell'associazione. Noi praticamente svolgiamo delle indagini strumentali in vari siti prettamente storici come ville, castelli e anche forti di guerra, e non solo, e quindi noi facciamo indagini strumentali per tutto quello che riguarda il settore paranormale. Ovviamente non siamo scienziati, siamo persone comuni che cercano di dare un contributo a tentare di rispondere a quelle domande che l'uomo da sempre si pone. Esistono i fantasmi, esiste il paranormale? Ecco, noi non parleremo mai di fantasmi, parliamo sempre di anomalie. Perfetto, ma all'interno della vostra associazione in quanti siete? Siamo attualmente in 4, siamo appunto io, Andrea il presidente, Diego socio operativo, poi c'è Erika che è il vicepresidente, la segretaria del gruppo e l'addetta agli audio, quella che ascolta gli audio delle nostre indagini, poi c'è Alberto che è il nostro segretario e addetto ai montaggi video, e anche lui adesso imparerà ad ascoltare gli audio, mentre Diego è anche la voce narrante fuori campo dei nostri video che facciamo, che troverete poi, dopo diremo i vari canali. Ma in che modo viene eseguita un'indagine strumentale? La nostra indagine, diciamo che il modus operandi è abbastanza semplice, nel senso che prendiamo contatti con la struttura, o alle volte veniamo contattati direttamente da queste strutture, castelli, ville e anche forti di guerra, per eseguire un'eventuale indagine. Quindi andiamo a fare un sopralluogo di questi posti. Dopodiché, una volta fatto il sopralluogo, iniziamo a ricercare la storia del posto, perché poi noi facciamo anche un docu video dove spieghiamo la storia ed eventualmente anche la leggenda di questo posto. Dopodiché si fissa con la proprietà la data di eventuale indagine. A quella data noi iniziamo a posizionare le nostre attrezzature. Per esempio all'inizio si comincia con posizionare dei registratori digitali che vengono disseminati un po' nelle varie stanze del castello, della villa, eccetera. Dopodiché vengono lasciati lì più o meno dalle 19 fino alle 22 grosso modo. Dopodiché noi ritorniamo nel posto. Ripeto che il posto deve rimanere chiuso al pubblico proprio in quelle 3 ore lì, in modo che non ci sia un inquinamento audio da parte di nessuno. Ritorniamo nel posto e in quel momento lì, verso le 22-22:30, cominciamo l'indagine vera e propria, dove noi interagiamo con diversa strumentazione, come per esempio telecamere ad infrarossi, quindi a visione notturna. Poi abbiamo anche telecamere a circuito chiuso, sempre a visione notturna. Abbiamo una radio sintonizzata sulle onde corte, dove facciamo una sperimentazione di interazione con queste eventuali entità. E poi, Andrea? Aggiungerei che sono totalmente gratuite le nostre indagini. Esatto. Noi è una passione, un hobby, come diceva prima Diego, non siamo scienziati, non siamo là a dire c'è o non c'è, però cerchiamo di dare una risposta appunto a queste fenomenologie. Volevo aggiungere una cosa, noi anche come associazione collaboriamo da ormai 4-5 anni con Veneto Spettacoli di Mistero,
E ne approfitto in radio, visto che so che ascolta Alberto Tosofei, che grazie a lui la nostra associazione è entrata in questo circuito appunto di questa kermesse di Veneto Spettacoli di Mistero. Alberto, che ne è il direttore artistico, poi tra l'altro, esatto. ecco. Come attrezzatura, se posso integrare, Esatto. noi usiamo per esempio il termometro laser, il geofono, che è un'attrezzatura che misura le vibrazioni del terreno, quindi quando ci sono eventuali passi vicino a noi viene segnalato con dei LED. Abbiamo il laser, il grid, poi una torcia che ci serve per una sperimentazione di eventuali contatti, registratori digitali, insomma abbiamo anche il famoso K2 che registra delle interferenze, delle variazioni di campi elettromagnetici. Sono tutte sperimentazioni che comunque noi facciamo con diversa attrezzatura a nostra disposizione. Certo, ma dove vengono fatte queste indagini strumentali? Vi chiamano oppure siete voi ad andare in questi posti? Allora, principalmente noi come associazione cerchiamo di fare richiesta se è privato, al privato stesso, o se è sotto l'amministrazione comunale del comune, dove ci sono leggende. Se non ci sono leggende, comunque noi andiamo sui posti dove c'è stata passata la storia, voglio dire. Cito un esempio: non c'è una leggenda ma una curiosità dello specchio. Siamo stati a Villa Carpena, la residenza di Benito Mussolini, a Forlì, altri posti come accennava prima Diego, forti della prima guerra mondiale, perché noi come gruppo vogliamo cercare di far conoscere la storia sotto l'aspetto del mistero, di far conoscere quei posti che magari la gente non sa che esistano, integrandoli appunto con l'aspetto misterioso e delle leggende. Poi va bene, avevamo una sede operativa che era il castello di Valbona, operativa perché facevamo eventi e il direttore del castello ci concedeva le chiavi per testare la nostra attrezzatura. Purtroppo il castello è chiuso per varie vicissitudini. Siamo stati al castello di Montagnana, che c'è la leggenda di Ezzelino, di Tommaso da Mantova, ai forti appunto, Forte Belvedere, Forte Corbin, prima guerra mondiale, Salizzole, Verona, Sanguinetto, Verona, insomma nel nostro piccolo abbiamo girato un po' il Veneto. Appunto, poi anche il castello di Bevilacqua e poi il Castelluccini di Monselice, ma ci sono anche dei posti tipo la chiesetta di San Tommaso a Monselice che tanti non conoscevano. Grazie alle nostre indagini poi sono aumentate anche le visite guidate, quindi in questo posto. Quindi sono piccole cose che noi gratuitamente facciamo, che però fanno riscoprire al pubblico magari cose importanti, storiche del nostro territorio, che veramente devono, secondo noi, essere valorizzate in qualche modo. Certamente, beh, questo è fantastico. Come dice un nostro amico Roberto Popi, che poi è anche un po' lo slogan di Veneto Mistero, che il Veneto ti strega. È tutto patrimonio immateriale che abbiamo a disposizione, che cerchiamo appunto come associazione di far conoscere. Ma avete già dei progetti futuri in vista? Sì. Sì, ne Sì. abbiamo comunque dal 2013 il progetto Dentro la Storia, che appunto, come ti spiegavamo, fa riscoprire dei posti magari sconosciuti a tanti, che sono veramente pregni di storia. Adesso proprio abbiamo fatto una riunione l'altra sera per l'attività del 2018, quindi abbiamo delle indagini in corso, in preparazione. Abbiamo dei posti molto molto importanti, delle ville, e adesso è tutto top secret perché stiamo preparando il tutto. Diamo solo una chicca, una chicchetta che proprio. il filo conduttore sarà Ezzelino III da Romano, il tiranno per eccellenza. Fantastico. Se siete d'accordo con me, adesso andrei a dare qualche vostro contatto, in maniera che così possano chiamarvi al numero di telefono 329 17 45 346, possono scrivere una mail a info@ghosthunterpadova.com, su Facebook possono trovarvi alla pagina GHP Ghost Hunter Padova, su YouTube Ghost Hunter Padova, oppure visitare il sito web www.ghosthunterpadova.com, nel quale mi dicevate che si possono sentire gli audio. Esatto. Sì, abbiamo nel nostro sito praticamente diverse schede di tutti i posti in cui abbiamo fatto l'indagine, dove c'è del materiale audio. Consigliamo l'ascolto in cuffia, perché ci sono anche delle voci veramente a livello un po' impercettibile, quindi consigliamo l'ascolto in cuffia. Ci sono foto, ci sono dei video, quindi veramente c'è tanto materiale. Se avete una serata da passarci, anche più di una, e avete voglia di mistero, sicuramente il sito nostro fa proprio al vostro caso.
Vi ricordiamo anche magari il vostro mi piace alla nostra pagina Facebook ghosthunterpadova.com come Certamente. il sito. Diego, Andrea, è stato un vero piacere avervi qui con noi ai nostri microfoni. Volete fare un saluto a qualcuno? Vogliamo salutare i due ragazzi che non sono potuti venire, Erika, Alberto, già che ci siamo, Alberto Tosofei e Roberto Popper-Fison, che appunto grazie a loro anche stiamo crescendo sempre di più. Certo. E io saluto anche tutti i radioascoltatori di Radio Venezia che ci hanno sopportato insieme a te. Grazie. E allora un saluto a tutti e un saluto particolare a voi. Vi auguro di passare una buona serata. Mentre voi, amici di Radio Venezia, continuate a seguirci sui nostri social e ai nostri microfoni per scoprire nuove storie. La tua intervista, la tua storia, solo su Radio Venezia Live Social.